quindi anche alle 5 gioca? No, hanno giocato alle 2, alle 3, alle 4. Alle 2 gioca anche in Sud America? Ciao. Lui faceva un po' coi un po' più piccoli. Io sono perché sono zoppo. Sono bello che zoppo. Guarda. Marco Davide. A te, dobbiamo fare. Ok, pare va bene. Io Pioi, ma che camera, quei che sti scarsi perdono sempre. Faccio dal vivo, tranquillo. Vieni! Ma stai venendo? Grande. No, tu non ti preoccupare di sta roba. Porta Cristiano. Io a tutto, metto anche 600 così. Buonasera ragazzi. Della fascia destra in caso di difficoltà, che è Marco Carraro, un applauso, grazie. Vice capitano Andrea Novak. Il vice Pietro Chinellato. No, per far valere la mia autorità, io cambio il trice capitano, lo do a Matteo Tiozzo che è il festeggiato. Michele McDonald Cantio in porta, salviato a destra e pomiato sulla sinistra, module 2-4-1. Dalla sinistra parte Gian Cisa, sulla sinistra, come ho detto, dall'altra parte il signor Ola. E in centrocampo i due avvocati, cioè Chinellato e Novak, e davanti il signor banchiere Bozzato. E basta vincere perché stiamo passando un bruttissimo periodo. Io non sto bene perché ho problemi al tallone, lunedì sono stato anche a casa da lavoro perché zoppicavo troppo. Buonasera a tutti ragazzi e bentornati sul canale del Mine Calciotto. E ben ritrovati da Novak Andrea e Gianluca Formaggio. Ragazzi, quest'oggi partita attesissima contro il Beverly Imps. E ragazzi, oggi ci presentiamo con la divisa nera contro una bella divisa bianca da parte Beverly Imps. Sembra Old Georgia contro Pontini comunque. Derby? Derby? Sempre. sempre derby. Intanto la partita è cominciata. Mi pare che Deppi abbia già esposto la formazione prima dell'inizio della partita. Comunque, se non sbaglio, siamo partiti con un 2-4-1. Sì, 2-4-1, dietro Cerbio e Pomi. A sinistra sono partito io esterno, a destra Cisi, in mezzo al campo Novak insieme a Chine. e davanti il Funambolo. Il Cristian Mozzato. Il Mozart del calcio. Intanto partiamo subito con i falli. Vediamo Gianni che si appresta sulla punizione. Hai visto che ho cambiato rincorsa anche? Hai cambiato di corsa? Sì, ho cambiato rincorsa. Hai visto che ho cambiato rincorsa? Guarda qua, però te l'ha presa bene. Sembrava un gatto. Hai visto? Anche io mi sono... La Kiko, che per chi non sapesse è il gatto di Gianni, la nostra mascotte. Intanto un contropiede da parte di Beverly Imps, ma fermato da Novak. Palla per Gianni. Gianni, finta contro finta. Palla per Novak. 1-2. Mamma mia, giocano a memoria. Fallo. Giochiamo a memoria. Ti ho detto che stava migliorando sia fuori che dentro il campo. Squadra che vince non si cambia. Tanto punizione che sarebbe dovuta essere battuta da Novak. No, non è vero, non dir cazzate. Tu la batti solo col mancino. E allora perché prima hai battuto te col destro dalla zona di destra? Hai ragione. Oh, non esiste più rispetto qua. No, ma hai ragione. Comunque, colpo di scena, c'è Gabri Canto in porta. Porca puttana, dopo una vita vero è tornato. Era ora. Gli hamburger. Che giocatore. Intanto lo vediamo Gabri Canti a far girare la squadra. Ragazzi, godetevi questi secondi di possesso palla di Gabri Canti perché non ne vedrete più. Intanto vediamo qui, l'allarga. Palla di... Mamma mia, ma che... No, ma io te incrocio? No, te lo giuro Andre, questo io non volevo tirare. E non volevi neanche crossare magari. No, volevo metterla in mezzo per Pomi, invece è partito un R1 cerchio quasi perfetto che si è infranta però sull'incrocio. Che, posso dire, sembrava volontario. No, non era per niente volontario. Umiltà, e se tu ascolti umiltà. anche, se tu ascolti durante... Io dico Pomi. Prima di tirare dico Pomi. E se tu guardi c'è Pomi che parte, va. Quindi è colpa di Pomi che non si è tuffato? No, è colpa mia col piede del cazzo. Guarda qua, intanto cambio gioco col sinistro. Ho sempre comunque, me la dai sempre. Me l'hai sempre data. Vedi, ti cerco. Allora, 1-2. Oppa. Parte lo stesso.
basso. Però meglio del solito i tiri. Meglio del solito, sì. Meglio del solito, hai calibrato il tiro? Cioè, forse. Tanto qua pressing asfissiante a vuoto. Comunque... Fermiamolo. Buttalo giù, press. Bravo Kine. Comunque ragazzi, vorrei anche dare una bella nota di merito ai Beverly Hills, che ci hanno fatto sognare all'andata con delle grafiche spaziali. No, le grafiche più belle ce l'avevano loro. No, veramente. Ogni volta che le vedevo, una hit. Una meglio dell'altra. Ma veramente? Ma io, credimi, cioè alla partita d'andata mi ero fermato, ho parlato con quello che era il loro capitano, che è il 6 se non sbaglio in questa partita. No, il 10. No, sì, ma il capitano della scorsa partita. E gli ho detto, ma scusate, ma chi fa le grafiche? Sono io. No, ho detto no, pazzesco. Siamo sotto. Siamo sotto subito. Ah, no, ancora non l'ha Fallo. Però Insomma- aspetta, voglio vedere un attimo. Sì, troppo lieve, ma gran signor. Sì. Che brutto, cosa ho visto? Comunque sì, alla fine ho scoperto l'identità segreta dietro al social media manager dei Beverly Hills. Comunque stiamo parlando loro. Sì, Altro sì. che già facciamo un post, brighiamo, vecchio. Siamo 0-0. Siamo 0-0. Però comunque anche loro girano bene palla e hanno avuto anche buone occasioni. Alla fine avevamo fatto anche gol, solo che è stato annullato. Oh, passa sta cazzo di palla. Guarda che egoista. Ma cosa ha visto? Oh, Moz dopo la striscia di gol col sinistro ha voluto. E adesso tira solo col sinistro. Intanto ancora Gianni 1-2. Ui, che giocatore. Giocano a memoria. Che bel giocatore. È partito. Guarda, ci È sta. partito. Oh, Mamma mia! che mina! Che mina! Col 1-0. sinistro. Quello col Che sinistro. forte. Mamma mia. Comunque i nostri attaccanti sono tutti destri, però fanno solo gol col mancino. Sì, abbiamo tipo 80 gol in campionato, 60 col sinistro, cioè non so come sia possibile. E 50 di difensori. Intanto comunque loro, Sì, a volte testa siamo- alta. Cioè, E, a volte siamo veramente incomprensibili. sì, Cioè, incomprensibile, basta solo vedere me listato attaccante. Già li capisci tu. e io sono listato difensore centrale. Difensore, non centrale che non esiste, ma difensore. Alla fine hai risaputo che sei un difensore della Madonna. Difensore arcigno. Acigno! Difensore, gioco con la 10 indietro, Fiore. Brutto da vedere proprio. Brutto da vedere, Fiore. Intanto ritorniamo un attimo a vedere anche sta partita come sta Hai visto andando. il lancetto ultimo comunque, visto che ero ultimo di difesa. Difensore ragazzi, mica diciamo le cose a Guarda qua cazzo. ancora. Difensore centrale, pali verticale. Guarda Novak. Ma che cazzo fai, brother? Che era sta roba? Non so se hai sentito Sandro che fa Sinistro! ormai la cosa più bramata Cri. è il mio sinistro. Su qui. Mamma mia, Bella. il funambolo. Che bello. Comunque fa sognare, sogna e fa sognare il funambolo, Periodo comunque di forma Strabiliante. strabiliante. Sta benissimo. Sì, ma non solo a livello realizzativo, ma proprio anche come gioca. Cioè, si fa vedere sia in fase offensiva che in fase difensiva, cosa che non mi aspettavo. Hai visto che sono capato con adesso l'1-2? Alla fine. Mamma mia, bella palla questa 19. Una bella azione. Ma Tio Hernandez? Cisiola qua che si lamenta che dobbiamo respirare. E come dargli torto, signore Cisiola? Ha soltanto che ragione. Oh, se chiede Cisiola di far respirare, facciamo respirare. Se chiedo io, no, dai. esci. Vai fuori. Si fa Vai il fuori, vai fuori dai coglioni, veloce. Hai visto R1 cerchio fatto di fuoco. Chesso formaggio. Chesso. Guarda qua. Una bella bomba. E guarda qua, io mi facevo vedere dietro, ma te col cazzo, piuttosto della Cisi. Cioè, scusa, tra te e Cisiola la do sempre a Cisi. Ma c'avevo il sinistro libero. No, ma per carità di Dio, tutto quello che vuoi. Ma anche se avessi avuto il destro libero, probabilmente non te l'avrei dato. Allora, se adesso libero puoi anche evitare, ma col sinistro sei in una cassaforte. In una botte di ferro. Tanto Novak recupera palla. Guardalo. Palla davanti per Cri. Palla per Pomi. Tira una Sì. bomba! Ed è gol!
Andiamo. Andiamo. È lunga ancora, 0-2, è lunga. Ma comunque Cisi, colpo da biliardo. L'hai notato? Sì, ma ci sarà la doppietta, Tony Cross? Tony Cross? Ha fatto un tiro da Tony Cross. Stai esagerando. Vabbè, dai, Direi più Rolando Mandragola. Più che altro, anche per l'inarcamento, anche il taglio di capelli. Rolli. Forse sì, sai. Intanto provano, non demordono. Beh, comunque, ripeto, hanno giocato comunque una buona partita. Cioè, a livello di giro palle, loro c'è una pista centrale, tanta robetta. Manca ancora 40 mezz'ora. Infatti. Sta calmo. Siamo ancora ora a perderla. No, infatti. Adesso mi io di robe. No, non guffiamola, siamo in un periodo nero, non guffiamo niente, che è lunga ancora. Fai girare sta cazzo di palla. Fai girare sta palla, bravo Giallo. Hai visto? Serenità. Sì, potevo darla prima. Secondo nome Serenidagi. Palla per Novak. No, che è Cristian mi sembra. No, ero io. Eri proprio tu. Che continua a cercarti, Ma tu, Andre, sei innamorato di me in campo. Mi guardi dove vado, dopo me la dai, l'1-2, la giochiamo, facciamo, brighiamo. O sei te innamorato di dove sono io? Cioè, Però mi segui sempre? Sì, no, è vero, perché giochiamo vicini. Quando giochiamo vicini siamo pericolosi. In commento, quando siamo insieme in commento siamo pericolosi. E anche siamo pericolosi per la nostra squadra. Sì, Senso negativo. Ho fatto di quelle cappelle insieme. Questi siamo QS. QS e aggiungerei anche D. E basta. Tanto palla dentro, spazzata. E respiriamo. Siamo in fanno. Respiriamo come perché sempre. Cisi ha ancora bisogno di respirare. Sì. Ragazzi. Cioè, Ultimamente durante ogni partita Cigiola arriva durante il secondo tempo e va a chiedere nell'angolo box. No, Fio, a me interessa sapere quanto manca. ma perché Cisi è specie protetta, no? E quindi lui ha bisogno di avere quei suoi benefit aziendali, no? È vero. Vabbè, lui benefit aziendali comunque da noi ne ha pochi. E che non ci provi nemmeno a chiederne, Anzi, forse è un'inculata per Cisi giocare per noi con tutte le bombe che si prende ogni partita. Potremmo andare benissimo alla squadra di Serie D, eccellenza, promozione, guadagnare skate. No, potrebbe anche soltanto giocare in Serie A, calcio Treviso, Mondana, cioè serenità, con una squadra fortissima. Da noi si becca solo insulti. Noi. A parte gli insulti. Comunque, ragazzi, allora intanto vi lasciamo un attimo le parole del mister. Dopo ritorniamo alla Discorso Cisiola. La qualità qua è il massimo, Fiori. Manca una piccola spinta sulle spalle, sui lati. Ci vuole Vinson. Ci vuole Davide, che è ammunito, doppia punizione, non può giocare. Ragazzi, ringraziamo le parole di Azzo che ci hanno gasato. Mazzo chi? Non era Tommy Shelby, bro. Tommy Shelby! Cioè, Tommy Shelby, cioè, sto qua è venuto giù, ha fatto il suo discorso. Quanto gasa però Tommy? Mamma mia, no, lui veramente. Io appena, solo vedendolo, senza ascoltarlo, cioè, pelle d'oca. Comunque, torniamo al discorso Cisiola? Sì. Sì. Il ragazzo più insultato della squadra, col cuore in mano, No. Intanto, bravo. È sempre Cisi comunque. Questo? Depi? No, io ho tirato. Malissimo poi. Cioè, mi sono... E forse è il miglior tiro della stagione? Ma vai a cagare. Dai, cretino! Guarda l'impostazione da Ma dietro. Sergio che lancio c'ha ultimamente? Questo è Pomi, tra l'altro. No, torniamo al discorso Cisiola. Cisiola è quel classico giocatore in squadra nostra che è quello più insultato di tutti. Ma c'è un motivo. Cioè, Intanto che sinistro! Che mancino di Pomi. Mamma mia, oh. Cioè, di solito al sabato Pomi lo calza il gol. Sì, sempre. Oggi no. Guarda che... Ma vedi, il discorso è sempre questo. È per quello che dopo noi ce la prendiamo con Cisi. Perché il giocatore è nettamente più forte di tutti. E dopo hai visto che gol che si mangia davanti alla porta? Ma l'hai visto? Questi siamo. Sì. US. Ma che gol ha fatto Mozzato, vecchio? Ma che gol ha fatto Mozzato? Siamo 3-0. Posso dire Pavlovic ieri sera contro il Torino? Beh, sì. Sì, è il stesso gol. Pavlovic soltanto che ha tirato da 20 metri un po' più fuori. E Pavlovic ha i piedi che sono montati al contrario. Invece il nostro funambolo ha dei piedini assurdi. Sinistro, destro, non importa. Se volete anche le foto, commentateci nei DM che vi mandiamo le foto dei piedi di Cristian, ovviamente. Sì, no, la rifacciamo. No. No, la teniamo. La teniamo allora.
La teniamo. Adesso vediamo come stanno andando i ragazzi. Oh! Attenzione! Bozzatura. Oi, no. Bozzatura per Cisiola ed esordio per Carra. C'è un grandissimo esordio in casa Midnight, ragazzi. Fascia destra. Fascia destra, entra il numero 23. Carraro. No, 25. Era 25. Mi pare di sì, Sormo. 25, col numero 25 fa il suo esordio in campo dopo 3 anni. 3 anni di permanenza a Midnight. Dopo 3 anni è riuscito a fare il suo esordio in campo. Carraro. Intanto hanno fatto gol, Oh no! Ma guarda che ha fatto anche un gol i loro 4. Che ti dicevo prima. Alla fine, cioè, punizione l'ha guadagnata, ribattuta e dentro. Gianni, tiene palla. Gianni. In mezzo a 3. Ui, visto che ha giocato. Funambolo per Gianni. Qua ho detto, qua invece di scaricarla. Perché era col destro forse? Forse mi regalava È troppo abituato a tirare. Sono abituato a tirare col sinistro. Sto viziato. Quando ho fatto l'1-2 volevo tirarla con il tacco. Invece ho visto Cri davanti e ho detto no, devo dargliela Cri per forza. Cioè, per forza. Allora, già che volevo tirare con il tacco al limite dell'area di rigore. No, volevo, te lo giuro, volevo tirare con il tacco, proprio girarmi all'Ina Zuma 11, hai presenti in Zuma 11? Ok, proprio il tacco del destino. Bam, il gol alla Zlatan, sono gol alla Posso Zlatan, dire, gol- ringrazio il Signore e chi ci ha creati per non averci fatto vedere questa scena. Bastardo. Intanto loro ripartono, impostazione da dietro, 24 che guarda fra le linee, ma c'è Gianni. Sono messo bene in campo. Ragazzi, visione non solo offensiva ma anche difensiva di questo. Questo era fallo, direttore? No, E per non me no, fischia. per me no, col cazzo, guardalo. Guarda come fa finta, sto pezzo di merda. Ma rimangio tutto quello che ho detto. No, non Mozzi era si mai mer- fallo, era ammonizione per simulazione, direi. Moz, ti meriti il peggio per queste simulazioni. Sì, no, ti meriti il Daspo, che è diverso. Ti si vuole bene, ricordiamo sempre. Che forte che è questo giocatore, ma chi è? Guardalo Novak. Ma chi è? Guarda, dentro. Mamma mia. Sono io questo, guarda qua. Signora! Infatti io ti ho pure detto solo. Ero là attaccato, ti ho detto solo. Pam. Hai presente Pogba contro l'Udinese 2016? Sì, uguale. Uguale. Solo che Polpo ha fatto traversa gol. Io ho fatto meta. Hai fatto meta. Baby, comunque sanno, cioè, è appena finita la selezione. Che poi hai fatto meta al campo di rugby a Mogliano, non qua a Morgano. Guarda qua Cisiola. È partito! Non è partito. Ultimamente non me lo fanno più fare e mi fanno pure incazzare questo discorso. Qua senti Cisiola. Un beef in corso. Tassi comunque ci si è. Ho detto che in campo è per Malosino, ragazzino. Peperino? Peperino per Malosino. Guarda Teo. Teo di testa. È partito Cisiola. Rigore? No. Si è lasciato andare. Si Si è lasciato andare. Qua sì. Sir Cisiola. Intanto ripartiamo da dietro. Vediamo. Ah no, si parte con una punizione. Facciamo un bel giro da dietro. Gabri bravo, falla girare. Bravo Gabri. Bravo un cazzo. E invece, Ui, hai visto? Ma che cazzo ha fatto Cisi? Che forte che è. grazie alla schiena inarcata Sì. che ha stoppato di petto così, Tienilo là, Gabri. Tienilo là e falli venire a pressare. Falli venire su a pressarti. Bravo, Teo. Tanto qua vediamo sprazzi di gioco celestiale tra lanci lunghi. Qua Cisi che non me l'ha passata. Stavo arrivando, ero pronto a tirare. E c'eri tu che da sotto che si sentiva proprio. Vieni! Ecco, Cisi non mi caga mai. Ma proprio mai. Infatti dovrò fargli un discorsetto, mi sa, Intanto, guarda Gianni. Suola. No, punizione netta. Però Mi aveva preso il Sir. ti aveva preso bene perché ti ha tenuto fermo anche. Hai avuto un po' di dolorino? Guarda qua. Qua c'è il momento fatidico. Guardalo che zoppica. Infatti io non andavo con te perché non volevo imparare a zoppicare. Fine me la voleva dare lo stesso, io non riuscivo neanche a correre. E qua mi fermo. E qua top 10 respect moments nel calcio. Qua mi fermo, raga. Sì, non ci voleva. Però problemi non ce ne sono perché c'è Carraro in campo, c'è Karma in campo. Esterno destro e Novak terzino di destra. No, perché sono già tornato al centrocampo visto che te sei andato fuori.
Però L'infortunio fa male. sto infortunio fa male perché non ci voleva. Vediamo quanto tempo mi terrà fuori. Speriamo 2 mesi. Voi non avete visto lo sguardo di Gianni. Ovviamente si scherza, ci vuole bene. Speriamo che torni il prima possibile perché abbiamo bisogno di lui. Spero sono sbiancato, ho sentito 2 mesi, ho sentito soltanto 2 mesi, mi sono sentito male. Febbre 39, salita in 0,2 proprio. Cioè, come un pit stop della Red Bull. Ma, Cioè. Gianni, ma secondo te ero serio? Cioè io dopo No, chi no, la passo? no, A chi la ma mi passo? sono cagato addosso proprio. Cioè, Tastata di palle. adesso faccio subito. Guarda Nova qua. Oppa. Storta! voleva copiare me sull'azione che ho fatto prima quando ho preso il pallone. Ha fatto un attimo il tocco con la suola sopra il pallone e ha detto ma che cazzo è sta roba? Non sono mai arrivato fino a sto Non punto. è mai arrivato fino a sto punto. Ero là per... Oh, che recupero palla però. Mamma mia. Ci metto l'anima io. Andre sempre. Pure con la caviglia mezza spaccata che l'ho lasciata là. Ma lasciata là, no, cioè proprio lasciato proprio là il buco. Ma mi ha fatto ridere perché proprio mi sono girato in quel momento e ho visto proprio te che te la stavi No, schiacciando. ero là che ti guardavo perché ero per terra perché io avevo male. Ero per terra che avevo tanto male. Ero per terra che mi lamentavo da solo. Dicevo, guarda, Dio, poi mi sono fatto male da solo come un cretino. A un certo punto vedo te che arrivi e stavi per cadere, ti ho guardato e ho cominciato a ridere come un deficiente. Ho detto, ma che cazzo sta facendo? Questi siamo, questi. Ed ecco Stato già. mal tirando? Sì. No, prendendo un calcio. Sì, non ho preso ok, una no, cosa. qua. Ragazzi, vado Gianni, la tengo io la roba. Fa parte del calcio, hai scelto te questo sport. Posso dire, immaginati Cisi quanti ne ha presi di Lopez in carriera. Sì, infatti. Povero Cisi. Ma Cisi avrà acceso il cielo, cioè ogni domenica va in chiesa per forza, se no non mi spiego come sia possibile che veramente sia sempre incolume. Anche se in realtà l'anno scorso ha fatto 6 mesi fuori, L'anno scorso Cisi ha fatto 6 mesi fuori. Cioè, infatti si è sentita la sua assenza. Mamma mia. Si è sentita. Ma infatti noi abbiamo preso il ghiaccio, quello là da portare dentro solo per Cisi, perché alla fine questo forse è l'unico benefit aziendale che gli possiamo concedere. Sì, che tra virgolette è anche obbligato, siamo anche obbligati ad averlo, quindi. Sì. Intanto, comunque posso dire, sto vedendo una bella partita. Cioè, giochiamo bene, ma anche loro, tanta robetta. Qua Kine che prova il suo solito tiro dalla sua mattonella. Quindi, appunto, ottima partita da entrambe le parti. Dai, stiamo portando a casa i 3 punti, che questi sono fondamentali per noi, che non vediamo da 5 giornate? 5 giornate che non vinciamo, che non riusciamo a vincere. Periodo nero. Come la divisa nera nostra. Però, ragazzi, fa parte anche del calcio. Cioè, bisogna sempre prendere anche con filosofia. Hai visto Cioè, qua Carra e Gabri? qual era il portiere dei due? No, non ho capito perché uno l'ha fatto con il petto e Gabri se l'è presa con le mani. Che Carraro, numero 25, è uno dei nostri portieri. Piccolo spoiler. Comunque. La partita finisce qua, 3-1. Finisce qua, 3 punti finalmente portati In saccoccia. in saccoccia. Qua abbiamo una qualità di livello, MVP, ora lo andiamo a consegnare tutti assieme. E il premio MVP va all'MVP. Dove cazzo sei, oh, Cisi? Noi diciamolo il motivo di non metterà la promozione. Il premio MVP va all'MVP. Come puoi controbattere? Cioè... incredibile, no, è incredibile. No, io lo adoro, cioè abbiamo certi personaggi. Comunque chi l'ha vinto l'MVP? Stranamente. La mafia qua, Cisiola. Cioè, è classico, però vabbè. In serenità, Cisi. 2 gol. 2 gol. E che Ma 2 poi, gol, ma che 2 gol? Sinistro e destro. Ha fatto il primo col sinistro, il secondo col destro. Doppietta, se non sbaglio, il suo 29esimo gol. O il 28esimo o il 29esimo. Ormai ho perso il conto, cioè. Anche io sto per perdere il conto. Però Cisiola. Sogna e fa sognare? Sì, e si prende insulti, sempre. Sempre. Comunque ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla fine del teleseguimento e vi ringraziamo come sempre. Un saluto e un abbraccio da Novak Andrea E Gianluca Formaggio. Amore per calcio, semplicità.